Tre dialoghi tra musica lirica e mondi altri, impresa, sport e pop. Si chiude con i Caffè Filosofici, l'edizione 2016-2017 della rassegna Oltre la scena, dedicata dal Comune di Treviso alla realtà del teatro d'opera in particolare. Tre mondi diversi dialogheranno con l'opera lirica, questo è il senso dei caffè filosofici che Oltre la scena organizzerà da sabato 11 febbraio. Il sottotitolo è Pazzi per il teatro, perché per una volta ci metteremo dalla parte del pubblico. Abbiamo invitato tre esponenti da mondi altri che ci racconteranno non solo il loro rapporto con il teatro, ma anche cercheranno di mettere in dialogo il loro mondo professionale con quello dell'opera. Primo ospite, sabato 11 febbraio alle 16:30 a Cadericchi, sarà Andrea Rigoni, amministratore delegato della Rigoni di Asiago. Metteremo insieme mondo dell'apicoltura con mondo dell'opera. Lui ci racconterà in particolare un'esperienza fatta qualche anno fa con il Teatro La Fenice, che fu quella dell'ape musicale, in cui attraverso un'opera lirica raccontò anche la propria azienda, quindi bellezza e bontà, bio e opera. Il secondo ospite, sabato 4 marzo, sempre a Cadericchi, è un rappresentante dello sport. Cristian Ghedina, lo sciatore, ci racconterà quali sono i temi comuni del mondo dell'opera e del mondo dello sport, che sono essenzialmente due mondi performativi, per cui disciplina, paura del pubblico, preparazione. Dialogheremo con lui di questo e parleremo anche naturalmente di Cortina 2021. Ultimi ospiti al Caffè Filosofici di Oltre la Scena, sabato 1 aprile, saranno Luisa Corna, cantante e conduttrice, e Diego Basso, direttore d'orchestra e arrangiatore. Con loro parleremo di pubblico, parleremo di come riportare il teatro d'opera vicino al pubblico. In questo senso il pop ha molto da insegnare a noi, che è estremamente più trasversale della musica lirica e che ha un contatto diretto col pubblico che l'opera pare aver perso. È un progetto di cui io sono particolarmente felice e orgoglioso. Da 3 anni Oltre la scena, con la direzione artistica di Elena Filini, mette insieme alcune delle associazioni o enti che maggiormente intervengono nella cultura della nostra città e del nostro territorio. Teatri SPA, Conservatorio Steffani di Castelfranco, Fondazione Benetton e ovviamente il Comune di Treviso. Con questa forza congiunta abbiamo costruito un progetto molto articolato che vuole avvicinare quanto più possibile pubblico alle cose della musica e della cultura, attraverso il ripensamento, diciamo, di quello che accade nel teatro comunale durante la stagione operistica, e poi ci sono gli aperitivi off con l'avvicinamento ai grandi protagonisti della lirica italiana. Ci sono poi i bambini che seguono laboratori presso la Fondazione Benetton sul temi della lirica, e infine adesso questa bellissima novità, un caffè filosofico che mette a confronto il pubblico con protagonisti dell'imprenditoria, dello sport, dell'arte, per capire il loro rapporto, la loro relazione con la musica, con il teatro. Vorrei ricordare delle cose che sono state fatte in questi anni, perché creano un percorso rispetto poi alla nostra adesione a questo progetto. Già nel 2011, per la fondazione del nostro 50ennale, abbiamo collaborato con la Teatri SPA e con la rete scolastica per il progetto Teatro a Scuola. Nel 2015 abbiamo organizzato la proiezione del film Fango e Gloria al Teatro Eden, sempre con la collaborazione di Teatri SPA e della Regione Veneto per il centenario della Grande Guerra. E recentemente abbiamo sostenuto il laboratorio teatrale del Liceo Duca degli Abruzzi per la realizzazione al Teatro Eden di un spettacolo teatrale Altre Trincee. Quindi è un investimento che noi abbiamo iniziato a fare da tempo e quindi è stato naturale arrivare ad Oltre la scena. È stato naturale perché fin dai suoi esordi ne abbiamo condiviso sia la progettazione che la programmazione, ma soprattutto abbiamo condiviso quest'idea che insieme, che attraverso una rete di attori diversi, si possa costruire qualcosa e contribuire allo sviluppo della nostra comunità.
Tutti gli appuntamenti dei caffè filosofici si terranno alle 16:30 a Ca' dei Ricchi in Vicolo Barberia a Treviso, gentilmente concessa dall'Associazione Culturale Tra. L'ingresso è libero e aperto a tutti i cittadini. Per Radio Veneto 1, Mattia Zanardo.